Bentornati in ultimo aggiornamento con le previsioni meteo confermato, quindi il passaggio lo avete visto, l'evoluzione con temporali grandinigeni e diversi danni. Infatti vediamo come le immagini rappresentano anche le dimensioni delle grandinate, addirittura anche tra i 4 e i 5 cm, questo è quello che è successo. Come vedete la Sorbolo, formazione di grandine anche oltre i 4 cm di diametro e ovviamente anche a danni per l'agricoltura e attenzione anche ai danni che sono avuti per la frana avvenuta a Borca di Cadore sulle Dolomiti. Questa situazione ha portato quindi a questa piccola saccatura che, come vedete, ha causato danni, ma che andrà nel corso dei prossimi giorni a scendere verso il centro e il sud. Infatti la giornata di martedì, come vedete, sarà in prevalenza stabile sul nord Italia, tornerà il bel tempo, migliorerà, mentre si attende invece una spiccata instabilità sulle zone del centro, soprattutto su quelle interne, compreso l'Appennino e sul comparto adriatico in particolare nelle ore pomeridiane, accompagnati comunque da grandinate anche qui vorranno svilupparsi delle supercelle. Al sud tempo un po' più soleggiato sull'area tirrenica, mentre sul comparto adriatico e sull'Appennino avremo occasioni invece per sviluppi di temporali. Queste zone saranno più colpite proprio per la formazione di questo piccolo minimo depressionario che si isolerà praticamente in pieno basso Tirreno, e di conseguenza assisteremo a questa rimonta dell'anticiclone di matrice comunque azzoriana, quindi non porterà neanche temperature troppo elevate, saremo tra i 29 e i 31 gradi al nord in prevalenza. Infatti le temperature, come vedete, saranno nel complesso in media col periodo, non avremo afa intensa, sarà per lo più moderata, comunque non assisteremo a temperature molto calde, comunque avremo una prevalenza di brutto tempo solo su questi settori, quindi attenzione proprio su queste aree e anche sulla Sicilia per questa intensità del vortice che poi traslerà verso l'Africa. Per quanto riguarda la giornata direte di giovedì, la tendenza verso un aumento del caldo intenso avverrà invece sull'Europa occidentale. Da noi continueranno comunque ad aumentare le temperature, pensate che tra giovedì e venerdì supereremo anche i 32 gradi al nord, picchi anche di 34-35 gradi sull'Emilia Romagna, quindi attenzione perché la ondata di caldo che riuscirà poi ad avanzare entro il weekend da ovest verso est si espanderà e questo minimo depressionario non può far nulla ad evitare quindi un'ondata di caldo successiva. Quindi attenzione. Delle ultime note instabili segnalo solamente sulla Sicilia per quanto riguarda la giornata di giovedì, su tutta quanta l'isola, ma per quanto riguarda il ritorno del caldo sembra ormai imminente l'innesco quindi di una nuova seconda ondata di caldo. Vediamo un po' l'evoluzione, come si prospetterà nel corso dei prossimi giorni. Per maggiori dettagli vi darò ovviamente aggiornamenti il prima possibile. Grazie della visione e buon proseguimento.